qualche albero caduto e alcune vie e sottopassi allagati. È questo il bilancio dell'ennesimo temporale che ha colpito la zona del Padovano oggi pomeriggio intorno alle 17. A Madonna Pellegrina un albero ha bloccato la circolazione e divelto un palo dell'illuminazione. Varie le strade allagate tra Chiesa Nuova e Brusegana e a Villafranca Padovana diversi i danni provocati dalla grandine piovuta grande come noci. Ulteriori aggiornamenti durante l'edizione della notte. Sfiscia Channel News, Padova.